Via Marsala, pieno centro storico. È molto noto questo ristorante gestito da una coppia che ama definirsi un po' cinese e un po' padovana. Paolo e Arcobaleno a Padova vivono dal 1987, dopo 10 anni passati a Trieste. Lo Shanghai è un ristorante molto conosciuto. Il proprietario, Paolo, un punto di riferimento per la comunità cinese in città. Il coronavirus ha quasi svuotato la sala, racconta Arcobaleno. Il marito non c'è, è in Cina. Eh sì, mio marito Paolo in questo momento sta in Cina, non si può neanche tornare in Italia perché c'è il problema di famiglia e papà è sempre peggiorato, non stava bene, adesso sta male, ancora peggio e poi anche il volo cancellato per il momento e sta in Cina, però lui è abbastanza tranquillo. Dov'è in questo momento esattamente? E noi siamo provincia di Zhejiang e distretto di Xinjiang. È lontano da Wuhan, racconta circa 700-800 km, ma tutte le città sono fantasma in questo momento in Cina e intanto si fanno i conti con le difficoltà qui. E il ristorante cinese purtroppo è un calo di lavoro per problema di psicosi. La gente ha quindi paura. Eh sì, penso anche normale avere questa preoccupazione. Psicosi la chiama Arcobaleno, che ci spiega come nel ristorante usino solo prodotti italiani freschi, ma non c'è solo paura in città. Però in questo momento io vorrei anche ringraziare tutti i clienti, amici, sono venuti, in questo momento è più difficile, sono venuti a trovarmi, a abbracciarmi, io mi sono emozionata tantissimo, voglio ringraziare tantissimo del loro sostegno e solidarietà.